Amare il Papa e la Chiesa. L'invito del Vescovo prende spunto dalla festa per i 900 anni di dedicazione della Basilica di Rapallo. Avvenne nel 1118 per mano di un pontefice, Gelasio II. Così da allora la Chiesa è legata con forza alla Santa Sede. Dunque 900 anni sono motivo di gioia, ma anche l'occasione per riconsiderare la figura del Papa, che oggi, pur parlando del Vangelo, sembra incontrare tante resistenze. Perché non ci piace. Ma allora non ci piace quello che ha detto Gesù Cristo. Ma allora come facciamo a dirci cristiani? Siamo cristiani soltanto per delle tradizioni, per dei gesti che ci lasciano comodi in noi stessi? Siamo cristiani soltanto perché si fa così? O siamo cristiani perché vogliamo essere di Cristo e vivere secondo Cristo? Ma è anche importante amare la Chiesa, fatta di pietre vive, di persone, luogo di peccatori, certo, ma anche di santi. Il Vescovo invita a guardare all'impegno dell'annuncio, non a chi ogni giorno attacca la Chiesa come se avesse tutte le colpe possibili. Se qualcuno pensa che mettendo così in luce continuamente la difficoltà e i peccati dei figli della Chiesa, in questo modo la Chiesa sarà ridotta a non parlare più del Vangelo. No, noi non ci stiamo. Non vogliamo tradire il mandato che abbiamo ricevuto. Numerosi i fedeli che hanno partecipato alle celebrazioni, al concerto del sabato sera con la cappella musicale del Duomo di Milano diretta da Don Claudio Burgio e alla messa della domenica. All'inizio della liturgia, davanti all'altare, sono stati posti dei mattoni, segno di un Dio unico e vero costruttore a cui si affida la comunità. Questi mattoni non siano soltanto appoggiati l'uno all'altro, ma ci sia un collante che li possa tenere insieme, che è il volersi bene, che è il perdonarsi, che è l'aiutarsi, il sostenersi. Sono contento che ci sia ancora da fare, sento che questo per me vuol dire entusiasmo, progettazione, questa dimensione di corresponsabilità che non è fine a se stessa, cioè la comunità non è fine a se stessa perché è a servizio del mondo. Noi siamo luce per il mondo, non per star bene tra di noi.